Ciao ragazzi, oggi vi sto parlando dalla prima fila di un cinema dove sono venuto per ammirare uno spettacolo che qui a Malcesine va in scena ogni mattina, perché centinaia di appassionati di vela, kitesurf, windsurf si danno appuntamento in queste acque richiamati dal Bel-Air, questo tipico famoso vento gardesano che aspira da nord e che gonfia le loro vele. La storia che vi racconto oggi è quindi ambientata proprio qui ed è la storia dell'Hotel Europa, la storia di una famiglia che, sebbene il proprio albergo ce l'abbia adesso sull'acqua, in realtà viene dalla montagna e neanche troppo vicina. Erano i miei bisnonni che venivano da Colle Santa Lucia, vicino a Cortina d'Ampezzo, e loro avevano già nella tradizione l'ospitalità. Il mio bisnonno accompagnava i turisti inglesi, austriaci e quant'altro in Marmolada. Lui era una guida alpina e ha pensato di creare un albergo. Ha fondato l'Hotel Posta di Colle Santa Lucia. Quindi sono quante? 4 generazioni già. E poi dopo i bisnonni i nostri nonni, le nonne, c'era chi lavorava un albergo a Bolzano, chi ha gestito la Forst di Laives, quindi ristorazione, e mio padre, che a un certo punto gli hanno detto: se vuoi fare questo lavoro devi farlo bene, e allora è andato in Germania e ha fatto la scuola alberghiera in Germania. Questa struttura è stata completamente ristrutturata nel 2004, ma i nostri genitori, grazie a Renzo, sono venuti qui alla fine degli anni 60 e hanno preso in gestione di principio questa attività. Prima, agli inizi degli anni 60, ognuno con la propria famiglia è arrivato a Malcesine. Papà dalla zona delle Dolomiti e da Bolzano, e la mamma, che era originaria in realtà di Arco e Torbole e durante la guerra era stata, come tante altre famiglie, trasferita per questioni anche di sicurezza, era andata a Bolzano. Bene, all'inizio degli anni 60 ognuno di loro è tornato con la propria famiglia e ha iniziato a gestire un albergo. 4 generazioni. Silvia e Sara sono infatti la 4ª generazione, ma a questo loro lavoro di albergatrici non sono arrivate subito, sono arrivate dopo un percorso di studio diametralmente opposto per loro, perché Silvia è educatrice ambientale e invece Sara è laureata in scienze politiche. Ma questo allo specchio di una sensibilità, di una vocazione diversa per entrambe, che però hanno riunito qui nell'albergo di famiglia. E secondo me è proprio questo valore che ha consentito loro di continuare in una logica dell'accoglienza molto profonda, molto calorosa e comunque in grado di esprimere i valori familiari che loro hanno dentro. Che mestiere è questo? Che mestiere è questo? Non è un mestiere, è uno stile di vita, secondo me, nel senso che dalla mattina, ogni mattina, ogni giorno ci sono situazioni diverse, bisogna essere pronti a gestirle e sempre con il sorriso, perché ogni cliente è diverso, non è un cliente poi in realtà secondo noi, perché sono persone che noi dobbiamo accogliere, ognuno di loro è diverso e non è tanto camere e alberghi ce ne sono ovunque, noi dobbiamo accogliere le persone e farle sentire speciali e con i loro desideri, perché ognuno di loro ha un'idea di una vacanza unica e questo segreto è proprio racchiuso lì, renderli speciali nel loro voler vivere un'esperienza unica. Cerchiamo di trasmettere quella che è l'emozione di ogni giorno di vivere in un posto così unico, e le tradizioni, la cultura del cibo italiano, e parlare degli ingredienti della ricetta che andiamo a portarli a tavola, o il motivo per cui abbiamo fatto delle camere con delle travi a vista spazzolate come nella tradizione delle case dei pescatori del luogo. Questo è interessante per noi e secondo me è motivo di
di gioire del proprio lavoro ogni giorno. Non potrei, secondo me, io non credo che potrei fare un lavoro che mi ingrigisce giorno dopo giorno. Non sono solo clienti e non sono solo camere, anche se per carità ambedue sono importanti perché rappresentano il core business dell'impresa, come si usa dire in gergo aziendalistico. Ma è anche uno stile, soprattutto per persone come Silvia e Sara che fanno del rapporto con i clienti un rapporto praticamente personale, che va anche al di là della pura gestione alberghiera. E questa è una cosa che accade spesso nelle gestioni caratterizzate da una forte presenza familiare. Quindi la domanda è questa: siamo sul lago di Garda, che è una fonte di reddito di primo piano a livello internazionale, e quindi inevitabilmente appetita questa fonte anche da grandi catene alberghiere. Quindi quanto potrà reggere questo sistema, la familiarità nella gestione di un albergo? E questo è il duro, più grandi diventano le attività e più è difficile continuare su questa linea. Io credo che sarà più facile da una parte magari a quelle piccole aziende che iniziano adesso questo cammino, ma hanno un bagaglio di contenuti veri e che vogliono trasmetterli. Chi invece, come le grandi società, ha solo un appetito economico e non è in grado di amare e accogliere nello stesso modo, sarà solo ripetitivo. Sono tanti sacrifici, però la gioia non te la toglie nessuno. Ci sono dei giorni, come in ogni lavoro, in cui ti sembra di aver esaurito le energie positive, però già aprirsi la porta, guardare fuori e crederci di nuovo è un attimo. Quanto è importante essere uniti in famiglia? Ah, tanto. Ci sono dei giorni in cui lo stress è talmente alto, in cui il segreto è dirsi una con l'altra: aspetta, perché non dobbiamo arrivare a bisticciare, a discutere tra di noi, che abbiamo la stessa intenzione e la stessa idea, solo perché magari non si è riuscito a creare il gruppo con le persone che lavorano con noi. Questo è il segreto anche. Una cosa ti devo dire, infatti, non è sufficiente essere io e Sara in questo lavoro, perché a fare l'accoglienza qui siamo in tanti, siamo una squadra, siamo più di 15 persone e è tanto importante che ognuno di noi, dal giardiniere al portiere di notte, capisca che le persone vanno accolte. E quindi noi sì, possiamo bisticciare, però non è solo la stanchezza che alle volte ti porta a fare questo. E ogni giorno è diverso, basta guarda quanta gente passa, ognuno con uno sguardo attento sul lago e lo scopre, basta guardare loro e ti ritornano le energie e la voglia di fare.